Ciao, sono Mattia Gardenal, sto a Vittorio Veneto e sto da Dio. Ho deciso di chiamare questo progetto Beat Engine perché appunto tutto parte da un motore e l'idea è proprio quella di estrapolare dal movimento meccanico ripetitivo semplice appunto di un pistone, che è un moto lineare, oppure di una ruota, un moto circolare, di estrapolare del ritmo. L'idea di collegare i primi giocattoli meccanici che costruivo con la musica è nata quando ho costruito questa cosa. Questo qua è un pistoncino. A casa di un amico una sera lui mi fa: guarda, proviamo a mettere un microfono qui. E ogni volta che il microfono veniva colpito abbiamo cominciato a sentire. Secondo passo immediato, mettiamo un microfono anche sotto, quindi sul levare. E da lì penso che dietro un oggetto fatto dalle mani dell'uomo in maniera artigianale, in qualche maniera ci sia un'anima. Non è neanche tanto la cura dell'oggetto, ma quanto l'intenzione di utilizzare le mani per realizzare un oggetto, quello che fa la differenza. E è facile da percepire che appunto questi oggetti poi danno anche, in qualche maniera, danno più emozione. Gli oggetti che costruisco, a parte essere originali, hanno un potere, lo definirei così, da un lato didattico e poi hanno un potere che è anche molto scenografico. La musica che si sente in qualche maniera è visiva, quello che si ascolta anche si vede come viene creato, costruito, e quindi questo è molto stimolante. E poi l'aspetto scenografico, appunto, che certi marchingegni sono anche grandi, quindi c'è il moto dei marchingegni è piuttosto grande, appariscente, e crea un aspetto scenografico che anche quello poi va a interagire con quello che uno ascolta. Insomma, ho notato che è molto stimolante e anche emozionante, questa è la risposta della gente. Anche le cose stonate possono essere alla fine delle cose non solo orecchiabili ma anche che funzionano musicalmente, no? E anche qualcosa che è fuori tempo, un ritmo fuori tempo può diventare molto musicale. In questo campo mi permetterei di dire che gli errori, quelli che tu dicevi, l'imperfezione di un oggetto meccanico e artigianale non può di sicuro essere la perfezione di una centralina elettronica che emette un beep preciso, però diventa il vero pregio di questo genere di comporre, di provare a fare musica. Ho avuto una conferma da un tecnico del suono eccezionale, Savina, che si è incuriosito perché ha visto un mio marchingegno e io trasmettevo il moto dal motorino al marchingegno che poi emette il ritmo con un elastico. Quindi la cinghia questa cinghia di trasmissione non era assolutamente rigida. Questo tirare, mollare, rimbalzare del tempo è un pregio eccezionale, e poi mi ha spiegato che proprio dietro a questi piccoli errori, se vogliamo, ma bisogna vederli come punti di forza, c'è proprio la magia di ciò che passa nella musica, che sono cose che in qualche maniera riescono a interagire di più con noi.